Capitaneria di Porto, in vacanza con Radio Libertà. Al timone Antonino Danna. Al timone la follia, ci ritroviamo in alto mare, in alto Ritornerei, lo so, ritornerei. E quando tu sarai con me, ritroverai tutte le cose che tu non volevi vedere intorno a te, e scoprirai che nulla è cambiato, che sono restato illuso di sempre, e riderai quel giorno, riderai, ma non potrai lasciarmi più. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, ritornerai. Ti senti sola con la tua libertà, ed è per questo che tu ritornerai, 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 ritornerai. Di nuovo a Teralini, Antonino, buongiorno. Grazie Sveva, avete sentito, siamo partiti così, insomma, un po' nostalgici, perché è l'ultima puntata per questa stagione estiva, ovviamente, di Capitaneria di Porto. La riapriremo l'estate prossima, Dio piacendo. E insomma, che dire di più, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buon pranzo, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questa è Capitaneria di Porto, io sono Antonino Danna e questa, ça va sans dire, è l'ultima puntata di questa stagione di Capitaneria di Porto. Sono le 12, 7 minuti, 13 secondi. Noi naturalmente però mica ci mettiamo a piangere adesso, insomma, chiudiamo alle 14. Nel frattempo vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane. Chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bel giornale online con i Liberamente del direttore responsabile Giovanni Sallusti, l'Onda Libera di Giulio Cainarca, la rassegna stampa che da lunedì torna a essere alle 8:30 di Semivarin, videopillole, molta bella altra roba ancora. Grazie alla nostra Sveve e a Simone che in plancia comando mi permettono di proiettarmi alle vostre orecchie, ai vostri occhi, naturalmente se ci seguite attraverso i canali video della nostra radio. Andiamo a dare un'occhiatina alle nostre agenzie, ça va sans dire, e vediamo che cosa è accaduto nelle ultime ore nell'universo mondo dopo la rassegna stampa di stamattina. Vi ricordo che abbiamo avuto anche Sua Eccellenza l'ambasciatore di Israele in Italia e San Marino, Jonathan Peled, nostro gradito ospite
in rassegna stampa. Potete ritrovare la nostra conversazione su radiolibertà.net, dove naturalmente c'è anche il video se non vi volete leggere la conversazione. Insomma, fate quello che un po' volete, ecco. Allora, diamo un'occhiata all'ANSA: guerra in Medio Oriente, esercito israeliano, basta pause umanitarie, Gaza City, zona di guerra, raid in Yemen, ucciso il primo ministro Houthi, almeno 30 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi israeliani di prima mattina a Gaza, 5 dei quali nella zona di Al-Mawasi, una cosiddetta zona umanitaria sicura designata da Israele nel sud della striscia, lo riportano Wafa e Al Jazeera. Chiusa la piattaforma, Meloni, disgustata dai siti sessisti e revenge porn del reato, sanzionare con fermezza. Le foto, maltempo al centro-nord, 1300 gli interventi dei vigili del fuoco, preoccupa il livello del Lambro in Lombardia, perché significa che se il Lambro sale Milano va sott'acqua, non tutta, ma i quartieri che vengono attraversati dal Lambro. USA, vendita di armi per 825 milioni all'Ucraina, Callas, discutiamo l'invio degli addestratori UE, e ancora le ondate di caldo fanno invecchiare come fumo e alcol, caldo estremo pesa sulla salute degli organi con effetti cumulativi. Lo annuncia poi il Teatro Mariinsky di San Pietroburgo, è morto a 92 anni il compositore russo Rodion Shchedrin, insignito del titolo di artista del popolo dall'allora Unione Sovietica. Un'occhiatina anche all'ADN Kronos, picchiato, questa è un'esclusiva dell'ADN, picchiato e sequestrato per 2 giorni da altri detenuti a Regina Coeli, la denuncia shock, mi ero rifiutato di nascondere un cellulare, mi hanno legato a letto e ferito, sul caso indaga la procura di Roma, telefoni e droga, un business all'interno delle carceri, spunta anche un tariffario. Simone, ben trovato, grazie e buon lavoro anche a te, amico mio. Forza di Israele, Gaza City, zona pericolosa, stop alle pause tattiche. Molise, Fortune racconta la magia della regione che non esiste. Ucraina, politico, Europa valuta possibilità di zona cuscinetto, la zona cuscinetto al vaglio dei leader europei come opzione per un cessate il fuoco o un accordo post bellico. Insomma, una soluzione che ricorda molto, se volete, anche l'attuale soluzione tra le 2 Coree. Mourinho, niente qualificazioni in Champions, il Fenerbahce lo esonera, maltempo estremo, allerta per nubifragi e forti temporali. Apriamo anche il telefono 0292947222, se volete telefonare invece 340 670 9659, se volete mandare le vostre zappe, vi attendiamo numerosi. Nel frattempo andiamo a vedere questa storia del maltempo estremo, vediamo che tempo farà. Oggi noi vogliamo concludere con un passo di bellezza e un passo di umanità, quindi avremo prima come prima gradita ospite il ritorno di Laura Motti, che come sapete è una valente restauratrice in quel di Voghera e ci racconterà la grande bellezza del lavorare sui mobili d'epoca, sull'antiquariato, quello che in fondo il bello può dare a una società evidentemente imbruttita come questa. L'altra conversazione sarà con Rossella Catania, che io voglio ringraziare. Lei è una valente amministratrice di condominio. Ecco, la figura dell'amministratore di condominio, se volete, è una delle figure che spesso vengono bistrattate, viene visto un po', se mi posso permettere, come una sorta di ragionier Casoria della banda degli onesti, cioè come un tipo non ladro, quello no, nel film il ragionier Casoria è un ladro, grazie a Dio gli amministratori di condominio non lo sono, però come una figura prevaricatrice, ecco, sugli altri, l'idea comunque di un personaggio che decide tutto lui. In realtà l'amministratore di condominio è un mestiere molto delicato, è un mestiere fatto soprattutto di umanità per aiutare quella comunità che si crea attorno a un condominio. E la nostra Rossella ci racconterà le gioie e i dolori di questo mestiere e naturalmente il ruolo sempre più delicato che l'amministratore di condominio svolge in questo periodo storico. L'AGI, l'esercito israeliano, annuncia da oggi Gaza zona di guerra. Meloni che parla del sito fica.net, disgustata dai siti sessisti, la mia solidarietà alle donne. Massiccio attacco russo su Kiev, ancora l'Ucraina, bilancio di 23 morti, tra cui 4 minori. La denuncia dell'ONU: a Gaza ha fatto entrare solo il 59% dei convogli umanitari.
Palazzo Chigi dice no all'invio di militari italiani in Ucraina, garanzie sul modello NATO. Dopo i Dem anche Trump vuole la convention di midterm. Da oggi in vigore i dazi USA sui piccoli pacchi postali voluti da Trump, quindi in bocca al lupo per le vostre spedizioni all'estero. Champions, Inter con Liverpool e Arsenal, il Napoli col Manchester City. Dietro front l'Italia ritira la candidatura per gli europei femminili di calcio nel 29. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Ciao Antonino, sono Marco da Mantova. Ehi, dimmi tutto. La mia ultima telefonata in Capitaneria di Porto 2025. Mamma mia. Allora, volevo alzare un pochino il velo sul discorso delle baby gang che stanno praticamente imperversando un po' ovunque, e la cosa che mi rincuora è legata anche alle reti Fininvest, che ne parlano abbastanza approfonditamente. Questo è un fenomeno da non sottovalutare, però tu hai stuzzicato le mie meningi con il discorso della bellezza. Sì. Perché effettivamente questo mondo è sempre più schifoso, ma è anche sempre più brutto. Proviamo a pensare a livello architettonico che cosa si faceva in Europa 3, 4, 500 anni fa. E proviamo a verificare, questo ormai io lo vedo da 20-30 anni, non sono un architetto assolutamente, neanche un geometra, però se guardiamo che cosa viene costruito a livello occidentale nelle nostre periferie, generalmente sono cose orrende, sono edifici sempre più brutti, sempre più senza anima. Ma vogliamo guardare una cosa che a te piace tanto e anche a me, anche se io nella mia vita non ho mai potuto guidare, perché ovviamente la mia vista non me lo permette, le auto. Ma vogliamo mettere la bellezza delle auto degli anni 60, 70, anche 50, la classe che avevano le vetture italiane degli anni 50, 60, 70, 80, perché vogliamo mettere anche gli anni 80, e le auto che vengono fatte da una ventina d'anni a questa parte. Tu che sicuramente facendo il garage dell'Alfista ne sai molto più di me, ma le macchine di oggi sono tutte uguali. Se non fosse per il simbolo, che a volte manco c'è, praticamente non le riesci a distinguere. E questo cosa ci porta? Beh, vogliamo parlare anche della musica. L'anima della musica, e in questo mi dispiace, ma un pochino ne so perché ho fatto il disc jockey per tanti anni a livello discoteca ma anche a livello radiofonico. Vogliamo mettere le canzoni, le produzioni musicali generalmente che venivano fatte anche dai secoli scorsi fino ad una trentina d'anni fa, è quello che viene fatto negli ultimi anni. E qualcuno mi dirà, caro mio, comincio ad avere tanti anni, tutto quello che fa oggi fa schifo per te e guardi il passato. No, semplicemente cerco di mettere in fila i puntini e io vedo che più si va avanti dall'architettura alla musica alla produzione delle auto ma anche dei vestiti, l'abbigliamento, siamo sempre più in mano, o comunque abbiamo sempre a che fare con oggetti più brutti e più senza anima, forse semplicemente perché chi governa il mondo, e non sono i politici, ormai l'abbiamo capito, vogliono ridurre l'umanità all'età delle caverne, e forse se non ci svegliamo prima ci porteranno lì, perché stiamo andando lì all'abbrutimento dell'essere umano senza più anima, soltanto con degli istinti bestiali. Ti saluto Antonino, ciao, grazie. Ma guarda Marco, diciamo che negli ultimi 30 anni abbiamo avuto una corsa all'imbruttimento. Diciamo pure una cosa, io credo che non sia, modesta opinione, non sia questione di tornare addirittura al Rinascimento per trovare qualcosa di bello. Voglio dire, anche solo se pensate a com'erano le case, diciamo fino al 1930, fino al 1940, o le case fin des siècles, diciamo la prima metà del XX secolo ancora c'erano delle cose belle. Dopo la guerra, dopo la seconda guerra mondiale, non c'è stato altro che la costruzione di enormi scatole che hanno enormemente imbruttito la realtà, fino ad arrivare al punto, e c'è questa polemica in questi giorni,
di quell'incredibile cubo nero che sovrasta le case 7-800esche sul Lungarno a Firenze, e però l'abbiamo autorizzato. E uno dice: scusate, ma voglio dire, vi accorgete solo adesso di sta roba? E le belle arti, quando sto progetto è stato presentato in un posto come Firenze, hanno permesso una cosa del genere? Purtroppo è una gara all'imbruttimento che viene fatta in questa società. Tu dici le macchine. Le macchine in Italia, soprattutto, fino agli anni 70, l'automobile non era soltanto un mezzo per andare in giro. In molti casi, visto che hai citato l'Alfa Romeo, ma possiamo citare i grandi marchi italiani, l'automobile diventava un oggetto sartoriale, un vestito su misura. Perché? Perché in Italia esisteva una cosa che non è esistita altrove, forse qualcosa c'è stato in Francia tutt'al più, le carrozzerie. In Italia esisteva gente come Pininfarina, Zagato, tutta questa gente qui, Scioneri. Chi di voi ha avuto una macchina Scioneri o Giannini? Ecco, questa gente qui faceva delle elaborazioni che in alcuni casi si partiva proprio dal pianale nudo e crudo per costruire e disegnare la carrozzeria Touring, per disegnare delle vere e proprie opere d'arte che si muovono su 4 ruote e vincono e stravincono quasi sempre i concorsi di bellezza, molto spesso. Se voi vedete il concorso di Villa d'Este, che è uno dei più prestigiosi e quotati al mondo, qualche volta capita qualche Mercedes, qualche BMW, ma quasi sempre nel trio di testa c'è sempre un Alfa Romeo o una macchina comunque italiana. Perché? Perché l'automobile era un prodotto sartoriale che costava un sacco di soldi farsi allestire in quel modo. E i nostri carrozzieri hanno esportato il bello, così come anche i nostri designer, anche delle vetture più semplici, più diffuse. Pensate alla Flaminia 335, quella che è in uso al Presidente della Repubblica. Quella è un'automobile prodotta dalla Lancia. E dopo 64 anni continua a svolgere più che dignitosamente il suo lavoro, con un'eleganza senza tempo che nessun catafalco di quelli prodotti negli ultimi 20 o 30 anni è in grado di eguagliare quanta bellezza, classe, stile, anche solo nel modo che ha di muoversi. Perché? Perché in Italia l'automobile, come disse il buon Vate D'Annunzio, l'automobile è femmina, ne ha l'eleganza e l'empito nel nel sormontare gli ostacoli. E aveva ragione il Vate. L'uomo che ricevette Nuvolari e gli regalò la tartaruga d'oro, l'uomo più veloce è l'animale più lento. D'Annunzio che si comprò un Alfa Romeo chiamata Soffio di Satana, un'altra vettura che era pure quella sartoriale, non ricordo quale carrozzeria gliela fece. Questo tanto per dire che Italia siamo stati. E poi c'era l'idea del bello, il bello italiano veniva esportato in tutto il mondo. Bella era la livrea dell'Alitalia, bello era il modo in cui si vestivano comandanti, hostess, personale dell'Alitalia con l'eleganza preparata dai migliori stilisti del nostro paese che firmavano le loro divise. Belli erano persino i capotreni in servizio sui treni più importanti, perché nel 70 la divisa ai capotreni gliel'ha fatta la Facis, no 4 stracciaroli all'angolo, la Facis faceva sta roba. Le ferrovie allestivano i migliori velluti più resistenti per le vetture di prima classe. La Fiat, quando dovette allestire la 130, la sua più importante ammiraglia 3002 di cilindrata, andò a studiare dalle ferrovie dello Stato dove trovare i migliori velluti e i più resistenti per l'ammiraglia da mettere sul mercato, tanto per dire. Le nostre navi transatlantiche, la Michelangelo, la Raffaello, la Cristoforo Colombo, la Leonardo da Vinci, l'Andrea Doria, erano ambasciatrici della bellezza e dell'Italian style. Altro che discorsi. Telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno signor Tonino, Lisetta. Oh, cara Lisetta, buondì. Io volevo parlare sempre della guerra in Ucraina, perché non se ne può più, tra parentesi, Sì. questo lo dico io da me stessa. Allora, signor Tonino, a leggere, mi sembra, le recenti riviste, si capisce come la disinformazione e la propaganda filorussa abbiano lavorato bene, secondo me. Putin è la terza guerra, dopo la Cecenia e l'invasione della Georgia. Ma i guerrafondai sono gli europei, signor Tonino.
Ha piazzato missili nucleari fin da, mi sembra, dal 2018 a Kaliningrad, pronti a colpire, mi sembra, numerose capitali europee. Come ama ricordare, ma chi minaccia i suoi confini è la NATO. Sì. E il primo stracciare gli accordi come Budapest 94, in cui la Russia si impegnava a rispettare la sovranità. Ecco, la sovranità ucraina in cambio delle loro armi nucleari. Grave errore di Kiev, questo mettiamolo tra parentesi. Ma non rispettare gli accordi, quali poi è l'Europa, signor Tonino. Il suo scopo era denazificare l'Ucraina e per farlo manda una brigata intitolata Wagner, noto per i suoi sentimenti antisemiti, per non parlare di un suo comandante tatuato col simbolo delle SS. Poi ha ammassato 1,5 milioni di soldati ed è pronto a invadere i Baltici per garantirsi un migliore accesso al mare. Ma chi abbaia ai suoi cancelli è sempre la NATO. Signor Tonino, gli italiani più che la pace, secondo me, vogliono essere lasciati in pace. La guerra non li riguarda, li disturba, li infastidisce. È la tipica ignavia opportunista degli italiani attaccati a, la parola giusta sarebbe guicciardinamente, cioè quel famoso storico toscano, al proprio particolare, del Francia o Spagna purché se magna, del tengo famiglia. Forse tutto sommato, signor Tonino, gli altri paesi fanno bene a ignorarci, conoscendoci ce lo meritiamo. Tutto qua, io la saluto e buona giornata. Lisetta, io non so dov'è che posso sottoscrivere, però si ricordi, l'ha detto lei, perché se no se lo dico io pare che poi so io che dico queste cose, eccetera, eccetera. Comunque grazie di cuore. Allora, nel mentre sono le 12:25, io intanto vi leggo le previsioni del tempo, signore e signori, dall'ADN Cronos. Questo è il momento del meteo. Maltempo estremo, allerta per nubifragi e forti temporali, allerta meteo alla fine d'agosto, temporali, piogge abbondanti in spostamento dal nord verso il centro-sud. E in particolare Lorenzo Tredici, meteorologo responsabile media del meteo.it, conferma la fase di estremo maltempo in spostamento dal nord e dalla Toscana verso il resto del centro e localmente al sud. La situazione resterà da monitorare attentamente per altre 24 ore, poi da sabato pomeriggio splenderà il sole quasi ovunque. Nel dettaglio, le spire del maltempo collegate all'ex uragano Erin ancora incentrato sulle isole britanniche colpiranno il nord della Toscana con fenomeni anche violenti nelle prossime ore, più probabili su Lombardia, Triveneto, Liguria di Levante, Toscana, Umbria, Alto Lazio. Entro la fine della mattinata di venerdì 29 agosto, il maltempo avrà raggiunto anche le Marche interne, tutto il Lazio e la Campania. Poi in giornata i fenomeni più intensi impatteranno soprattutto tra Basso Lazio e Campania, dove si temono temporali violenti. Continuerà a piovere a macchia di leopardo su gran parte del paese, con una ritornante perturbata anche verso il nord-ovest italiano e la Toscana in serata, dopo una breve tregua. Sabato il maltempo si sposterà verso i Balcani, ma condizionerà ancora l'Italia con una diffusa variabilità perturbata. Si prevedono rovesci in particolare su Triveneto, dalla Toscana e dal Lazio, con spostamento rapido verso le regioni adriatiche fino al Salento. Non pioverà sulle isole maggiori, migliorerà rapidamente su tutta l'Italia nel pomeriggio. Nel dettaglio, venerdì 29 al nord maltempo, al centro maltempo e specie sulle Tirreniche, al sud peggiora specie in Campania, ancora molto caldo tra Sicilia e Puglia. Sabato 30 al nord migliora a partire da ovest, maltempo al centro, al centro rovesci sparsi, tendenza al miglioramento, al sud rovesci sparsi, calo termico, migliora dal pomeriggio. Domenica 31 al nord bel tempo, nubi in aumento dalla sera, al centro bel tempo, giornata gradevole, al sud bel tempo, giornata gradevole. Tendenza, nuova perturbazione tra lunedì e martedì, poi alta pressione. Pronto, chi è là? Pronto, sono Silvana dalla provincia di Torino. Benvenuta. Io ho ascoltato tutto agosto, ringrazio tantissimo, mi hai fatto molta compagnia. E volevo solo dire che vi sono molto grata e non ho da dire cose eccelse, però un ringraziamento sentito. Arrivederci, Signora, Antonino.
A risentirci. Grazie, io esisto per quelle 2 belle orecchie che lei ha da un lato e dall'altro, quindi per cui io senza di lei non esisterei e senza tutti gli altri che ci stanno mettendo le orecchie, per cui che deve ringraziare, sono io che ringrazio voi, sta scherzando. Va bene, allora io direi sono le 12, 28 minuti e 46 secondi. Vi voglio leggere questo Fortune che parla del Molise, racconta la magia della regione che non esiste. Il noto imprenditore Giovanni Colavita spiega l'incanto di un'Italia diversa e più vera. Secondo una diffusa battuta, il Molise non esiste, ma un reportage dell'edizione americana di Fortune rivela, scrive la DN Kronos, che non solo esiste, ma è anche un posto magico, una versione diversa dell'Italia prima del turismo di massa, più tranquilla, più lenta, in qualche modo più vera. Un viaggio nella regione meno conosciuta del nostro paese che il mensile americano compie guidato da Giovanni Colavita, produttore d'olio d'oliva molisano che vende i suoi prodotti in oltre 70 paesi. Una storia di olivicoltori, quella della famiglia Colavita, che da un frantoio di paese ha raggiunto nei decenni successivi gli Stati Uniti, fino a diventare un marchio globale, ma ancora con profonde radici nel Molise. Non solo, ricorda Fortune, Colavita si distingue anche come marchio che ha raggiunto la leadership nazionale in ciascuna delle categorie di olio d'oliva, aceto, pasta italiana. Alla testata americana, Colavita descrive un angolo del suo Molise, un piccolo paese immerso in un paesaggio collinare di boschi, campi dorati, ulivi che offrono pace e armonia. Si vedono solo pochi paesi limitrofi, il resto è natura incontaminata. Buon per lui, noi ci fermiamo e ci sentiamo Marcella Bella, Lady Anima, e poi torniamo con Laura Motti e il faccia a faccia con lei. A tra poco. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Innamorata di me. Ah, davvero fosse così, farti soffrire vorrei, magari proprio con lei. Metterò un vestito sul classico, rosso che non stinge mare, sa cosa manca per diventare le tasche di chi da quando non sei più qui. Ah, l'hai comprato al mare, amor mio, un disco per dirmi addio, un disco per dirmi addio. Tu per lei hai fatto tanti chilometri a marcia indietro verso di me, non puoi tornare. Dimenticare lei
anche il tuo corpo con lei, farne carbone con lei. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, alle 12:33 minuti e 44 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Lady Anima di Marcella Bella, anno di grazia 1979. Noi adesso andiamo a incontrare un'altra lady che ci mette l'anima nel restauro dei mobili, è la nostra gradita ospite del primo Faccia a Faccia, Laura Motti. Parliamo di bellezza, dai, chiudiamo in bellezza, c'è bisogno di bellezza in un mondo così ingrugnito e brutto, per cui Sveva, quando vuoi vai, io ti saluto perché poi all'1 ci sarà il cambio dei macchinisti con Natalia, però voglio ringraziarti per avermi accompagnato in quest'estate così assolata. Grazie ancora e al piacere di ritrovarci poi il 22 settembre con la 6ª edizione di Zoom. Grazie a te, Antonino. Figurati, vai pure. Sì. E allora, questo venerdì noi chiudiamo questa stagione di Capitaneria di Porto all'insegna della bellezza, della grande bellezza. Voi l'avete conosciuta qualche giorno fa, lei è Laura Motti, è una restauratrice di professione che opera in quel di Voghera, dove per la precisione? In via Lomellina 26 o via Volta 3. Ecco. Ho 2 sedi a Voghera. Ecco. Laura, senti, intanto ancora grazie della tua cortesia e della tua disponibilità. La volta scorsa abbiamo parlato delle cose strane che si possono trovare in un oggetto da restaurare, un vecchio tavolo, un vecchio secrétaire e così via. Stavolta però io vorrei allargare più sul concetto di bellezza, perché noi viviamo in fondo un'epoca abbastanza brutta e abbastanza volgare. Basti dire che, per esempio, di questi giorni la polemica a Firenze su quell'enorme cubo nero che sovrasta le bellissime case ottocentesche che si affacciano sull'Arno, polemica sulla sovrintendenza alle belle arti che ha approvato tutto questo, polemica sul municipio, insomma noi non entriamo ora in questi ambiti, però ecco, la grande bellezza, la bellezza del mobile restaurato, la bellezza del mobile antico, soprattutto per esempio io penso agli interni, quanto valore aggiunto possono dare? Soprattutto tu, che cosa hai trovato di bello in tutto questo? Raccontaci la tua versione della bellezza. La mia versione della bellezza è entrare in un luogo e immaginarmelo completamente rinnovato, sia nelle tinteggiature, magari con dei murales, rivisto, trasformato e quindi poi arredato in modi diversi, modi che io di solito uso mischiando il moderno lineare con qualche pezzo antico, di modo che il pezzo antico venga valorizzato in modo particolare dalla linearità del resto dell'arredamento, oppure sbiancando mobili che ovviamente non sono mobili che vanno indietro oltre l'Ottocento, perché sarebbe un peccato sbiancarli, anche perché mi trovo sempre a sverniciarli questi mobili, perché probabilmente negli anni 60 li avevano pitturati con più mani e spesso mi trovo a sverniciarli perché ormai hanno un pregio particolare e magari spesso, anzi, hanno legno sotto, quindi è un peccato tenerli verniciati, è bello valorizzare il legno. Naturalmente negli anni all'indietro dell'Ottocento, perché il Novecento si può ancora un po' sciabbare e fare questi effetti che sono molto carini con i vari processi in cui si decapano, si trattano, si valorizzano e si crea un ambiente molto, molto carino, molto provenzale, ecco. Che meraviglia. Non in tutti i locali va fatto, almeno secondo il mio punto di vista, ecco. Laura, farei sì. No, dimmi. No, ho visto valorizzare ad esempio diversi negozi proprio a Milano
con questi mobili del Novecento, che vengono a volte addirittura laccati. Cioè laccati cosa vuol dire? Verniciati con un satinato, ad esempio, grigio scuro nella base, perché spesso sul pianale di questi tavoli e di questi mobili c'era il classico vetro nero, non so se hai presente, veniva usato tantissimo in quegli anni. Quindi il mobile tinteggiato di grigio topo, adesso per intenderci, con sopra questo nero, è stato tantissimo nella Milano di questi anni trascorsi per arredare i vari negozi e ha avuto un effetto veramente notevole, perché questi mobili trattati così li ho visti oltretutto anche nelle case di architetti di interni, eccetera. Sono veramente molto carini. Ad esempio conosco una mia collaboratrice arredatrice di interni, lei ha arredato tutta la casa con questi mobili laccati appunto, anche lei di un grigio un po' più perlato e la base sopra nera e tutto sui toni del nero, bianco e grigio. Molto bello. Quindi valorizzare un mobile che al momento non ha pregio, ma che può essere utilizzato, proprio utilizzato a livello di uso, perché sono utili, capienti, sono di legno, cosa che purtroppo al giorno d'oggi non troviamo più, anche nelle varie Ikea, eccetera, non è più legno, cioè se c'è del legno è 1 millimetro o 2 di sostanza, mentre questi mobili sono ancora stati fatti alla vecchia maniera con legni massicci e sarebbe un peccato non valorizzarli, ecco. Però Laura, diciamoci una cosa, questa è l'epoca in cui il grigio è un colore molto gettonato, eppure è un non colore, cioè sostanzialmente non è né carne né pesce. Io ricordo invece che erano spesso marrone scuro, le varie tonalità del legno, faggio e così via. Perché ormai si è passati a questo colore, a questo non colore? Ma guarda, sinceramente, spesso, proprio di quest'epoca, invece, devo spezzare una lancia. Sopra queste basi, trattate con questi grigi particolari, il legno che viene trovato a volte come pianale superiore di questi mobili, viene decapato e tenuto proprio al naturale, mentre un tempo veniva tinto, verniciato, trattato, eccetera. Adesso si usa proprio una tinta naturale, proprio perché in un senso si tratta con delle vernici, ma nell'altro si cerca di valorizzare proprio il legno in sé, quando c'è, perché i pianali di questi mobili spesso, appunto, ripeto, erano di vetro e quindi tali rimangono, perché rifare un pianale di un mobile del genere non vale la pena. Sicuramente. Laura, negli anni, diciamo così, fino all'800, primi del Novecento, c'era l'idea che il mobile fosse anche bello da vedere, era una serie di curve, non seguiva quasi mai il concetto di linea retta, anche perché in natura la linea retta non c'è. Nel Novecento però c'è questa idea, l'esigenza della praticità, e quindi si sono fatte in fondo delle scatole lineari. Ma fino a che punto si può ritenere bello un mobile costruito nel Novecento? Devo spezzare una lancia anche qui per i primi anni, comunque così dritto, sai, perché c'era questo bombatino soprattutto nella gamba, c'era questa parentesi e poi inversa, cioè c'era il piede un po' a ricciolo, tra virgolette, un po' dritto, però ricurvo, e il mobile era spesso bombato all'esterno, non so se ricordi, e con queste specchiere importanti che vedo spesso, oltretutto, queste specchiere utilizzate nei locali come specchi proprio sopra il lavabo, sempre naturalmente in locali particolari, e sono molto interessanti e molto molto carine,
perché magari anche lì o le decorano, le decapano, le tengono naturali, oppure danno dei colori un po' strani che si addicono al luogo dove vengono sistemati. Però sono veramente indovinati come pezzi. Ed erano, ti ricordi, un po' arcuati con queste cimasette appena rococò sopra. E il mobile aveva questi avanzamenti ondulato, e anche i tavoli, gli stessi tavoli avevano la gamba esterna nell'angolo bombata che andava giù. Interessanti, belli sotto certi aspetti. È un peccato decaparli o tinteggiarli, soprattutto tinteggiarli, perché spesso veniva utilizzata una radica. Sì. Erano un po' pesanti, effettivamente, però se vengono decapati e tenuti naturali, con questo effetto oliato, proprio legno nudo, sono molto molto carini, almeno io li ritengo tali. Io sto pensando a una... Dimmi. Dimmi. No, dimmi. Ecco, io sto pensando a una particolarità della prima metà del Novecento, da cui c'è anche l'espressione apri e chiudi la radio, apri e chiudi la televisione, cioè il famoso mobile radio. Le radio di lusso non venivano vendute con il semplice chassis di legno e così via, venivano inserite dentro dei mobili bar appunto bombati, che tu li aprivi, c'erano gli specchi, e dentro le nonne ci tenevano il rosolio, ci tenevano il sifone, quello del Sels, tutta sta roba qua. Cioè, l'apparecchio radio faceva anche da arredo, e non era un arredo qualunque. A te è capitato di restaurare dei mobili radio? Sì, mobili radio sì, e spesso ho trovato collezionisti di radio antiche, in particolare uno che mi faceva proprio raccogliere tutte le radio che io trovassi in giro, perché le collezionava. E in effetti le ho trovate in diversi locali, sempre a Milano, e ci arredano addirittura delle pareti intere. Come ho visto anche arredare pareti intere a Londra, con scaffalature di acciaio molto lineari, con tutte le Singer impilate, molto 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 carina. Lo diciamo per chi ci ascolta, le Singer molto spesso non sono che le macchine per cucire a pedale che usavano appunto le nonne, delle macchine bellissime che molto spesso erano a loro volta dentro un mobile di legno ribaltabile. Tu la aprivi, ribaltavi e saliva su la macchina per cucire, pronta per l'uso. C'erano mobili così anche che erano concepiti pure per le macchine per scrivere. Ovviamente non erano ribaltabili visto il peso delle macchine per scrivere, ma erano sufficientemente rinforzati per tenercele sopra e scrivere, perché una macchina da 18-20 kg anche se c'erano molte Singer, in quanto se ricordiamo in quegli anni c'erano tantissime signore che cucivano, e per professione, per diletto, perché i vestiti li si faceva a mano, e quindi a mano no, perché usavano la Singer, però usando appunto la Singer in casa, le varie sartine, e ce ne sono un sacco, in quanto io faccio anche la clown di corsia, vado nella sedia di riposo e trovo l'80% di queste donne in passato ha fatto la sarta. Niente meno. Più o meno formalmente, ma tutte hanno fatto la sarta. E mia nonna non era sarta, però la ricordo pure lei con la Singer, infatti. Vedi? Anche perché era un usato. Anche padre diceva, quando ai tempi della guerra, insomma, si usuravano le giacche, addirittura si usava girarle, utilizzare la parte ai tempi duri, naturalmente. Però le Singer effettivamente sono molto diffuse, io ne ho restaurate parecchie, però mi ha colpito a Londra questo riutilizzo
mentre spesso purtroppo le vedo buttare via, non davanti a me perché comunque recupererei, però spesso molti le danno via per nulla e vengono poi inutilizzate, quando invece ancora il meccanismo spesso è riutilizzabile. Ne ho Come trovate no? alcune che sono ancora funzionanti. Purtroppo al giorno d'oggi cos'è difficile? Trovare più il restauratore del macchinario piuttosto che il restauratore del legno, anche se stanno andando sparendo entrambi. Infatti parlavo tutt'oggi con degli artigiani che mi raccontavano che i manutentori delle attrezzature si stanno estinguendo. Queste È vero. attrezzature artigianali tipo torni, tipo seghe a nastro, sono sempre più esigui perché si sta perdendo proprio l'arte ed è un peccato perché tutti questi giovani che potrebbero fare non sono molto interessati probabilmente. Laura, ma visto appunto l'attaccamento viscerale ai pezzi che tu restauri, perché dicevamo la volta scorsa c'è un pezzo d'anima che comunque resta intrappolato, c'è un mobile che ti ha fatto dannare proprio l'anima, che tu hai detto quando hai finito, vattene via, non ti voglio vedere mai più? Mai, mai perché ti affezioni sempre troppo ai mobili. Anzi, quando li consegni è come lasciare un pezzo di cuore, perché ti affezioni. Naturalmente un restauro dura settimane e per i tempi di essiccazione, per i tempi di lavorazione, poi li devi tappezzare, finire, montare e tutto ciò ti fa affezionare al pezzo e quando lo consegni ti piange il cuore, perché comunque è come lasciare un pezzo di te che hai messo nel mobile, nell'amore che hai per restaurarlo e tutto, però ti ci affezioni. È un po' come una babysitter che cura un bambino e poi a un certo punto deve lasciarlo, no? E qual è il bambino Un che ti ha po'. più commosso quando l'hai lasciato andare? Il bambino vero o il bambino mobile? No, io dico bambino mobile. Bambino mobile. E di solito sono quelli in cui ho ricostruito parecchio del pezzo. A volte anche i pezzi delle mie stesse allieve di restauro diventano un affetto particolare. È capitato più volte, addirittura adesso ne abbiamo uno in lavorazione, un comò in radica molto bello, peccato che sia stato sotto la pioggia per mesi e è arrivato completamente distrutto. L'abbiamo dovuto veramente ricostruire in parecchie parti, oltre a dover ricostruire anche tutta l'impiallacciatura. L'impiallacciatura, questo legno nobile che è incollato sopra una base spessa di legno dolce. E questa operazione costa parecchia fatica e soprattutto tempo. E adesso mi sto affezionando a questo pezzo proprio in questo momento perché siamo quasi alla cura e quando si danno le prime mani di gomma lacca, che è la nostra vernice per antiquariato, vedi il pezzo che si trasforma proprio in una meraviglia, rinasce. Appena gli dai la gomma lacca vedi un pezzo nuovo e quindi siamo lì, siamo quasi arrivati, ma sono mesi che stia lavorando perché l'allieva è un'insegnante, una professoressa, quindi anche lei è molto presa, riesce a venire ogni tanto, ma non sempre. Questo pezzo penso che mi piangerà un po' il cuore lasciarlo perché ci abbiamo lavorato parecchio. Laura, la cosa bella di quello che tu racconti è che parli di un mondo con l'anima, di un mondo più umano. Allora, a maggior ragione in un'epoca in cui esiste un concetto come usa e getta, in cui anche le persone diventano usa e getta. Tu che Vero. lezione di umanità hai imparato facendo questo mestiere? Guarda, che vedi il bello, è un po' come
ho letto una cosa bellissima proprio oggi di una maestra, tutti i bambini il lato positivo dei loro compagni, e questi bambini hanno tenuto questo foglio come un ricordo perenne, si sono affettati talmente tanto che l'hanno portato addirittura alcuni in guerra, altri sempre con sé. Quindi prendere le cose belle e schivare quelle brutte, anche nelle persone, quanto nei mobili, quindi prendere il brutto e trasformarlo in bello. È una cosa pazzesca. Secondo me avremmo bisogno tanto, me compresa, di trasformare le cose brutte che magari vediamo nelle persone e trasformarle in cose belle, un po' come faccio io con i mobili, nel restauro, ecco. Tanta cattiveria forse non ci sarebbe più. Ma ripeto, mi metto anch'io in ballo, perché l'essere umano purtroppo spesso è più concentrato sul negativo che sul positivo. Però trasformare cose rotte, ecco, inutili, in cose belle e utili, ti fa capire tante cose anche sull'essere umano, no? Che potrebbe essere valorizzato e trasformato in una persona diversa. Pensiamo alle guerre, io almeno, a me vengono in mente le guerre, le persone incattivite e poverine sotto tanti aspetti, sofferenti, con la morte davanti, insomma anche sti bambini. Trasformare tutta questa cattiveria è un peccato che non so, non si riesca a fare. Senti, noi Però, viviamo... ecco, Dimmi. io spesso vedo la similitudine in queste cose, no? Trasformare il brutto in bello, e nei mobili e nelle persone. Noi viviamo un'epoca sostanzialmente piena di brutture gratuite, brutture in quello che vediamo, vestiamo, mangiamo, parliamo, ascoltiamo. Ma siamo ancora in grado di riconoscere il bello, secondo te? Ma io penso di sì, almeno io penso di sì. Io però vedo che tanti invece no. Tanti non notano le cose belle, anzi, vivono per sopravvivenza, nel senso, almeno dal mio punto di vista, io amo le cose belle, a me piace circondarmi di cose belle, magari in una casa umile, però bella ovviamente per il mio criterio, ma di solito diventa bella comunque. E pur nell'umiltà, circondarsi di cose belle a me rasserena il cuore, mentre vedo persone abitare in luoghi non belli, ma anche per loro, e per loro va benissimo. Quindi non riesco a capire se sono io quella particolare o se lo sono loro. Ecco, questo è quanto penso io sulle persone. Non so se sono io che forse ho un filtro particolare o se sono loro che non l'hanno o che non l'hanno voluto sviluppare. Non so. Me la dici una cosa bella? La prima cosa bella che ti viene in testa. Bella, colore. Vabbè, è di colore. Quale Deformazione colore? professionale. Quale colore? Giallo. Mi piace. Simbolo del potere. Come? Giallo zucca, tendente un po' Sì. allo zucca, mezzo arancione, il colore del sole. Tipo questo qua? Ecco, bravo. Esattamente quello. Proprio quello. Caspita, che sintonia. E beh, insomma, che diamine. Pensa a te. Noi i Pensa a nostri te. intervistati li vogliamo contenti, che diamine. Il fatto è che sembra che l'abbiamo studiata a tavolino
ma così non è assolutamente. Ecco qua. È pazzesco. È più bella la busta di me, per cui va bene così. Allora, Laura, senti, per finire, intanto grazie della tua cortesia e del tuo tempo. Vi ricordo a Voghera in via Volta 3 o via Lomellina 26. Ma senti, che cosa farai domani? Domani? Sì. Domani lavoro, domani mattina do lezione di pittura su ceramica e quindi poi incontrerò una nostra comune conoscente che è anche mia nipote Sì. per pranzo. E quindi ho un altro appuntamento nel pomeriggio di un sopralluogo di lavoro e poi sarei libera per lavorare. Molto bene. Sono finalmente libera per lavorare per conto mio, per i miei lavori. Allora, Questa è la mia giornata di... Il mio è un augurio di buon lavoro e di tanta bellezza e grazie. Grazie Antonino, grazie a te e mille auguri di tante cose belle per te. Grazie. Belle, sottolineo. Esattamente, che è la cosa più importante. Grazie ancora. Grazie Antonino. Radio Libertà. In un mondo in cui i mezzi di informazione vanno verso una sola voce, una radio che di voci vuole averne tante. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Well, we're moving on up to the east side, to a deluxe apartment in the sky. Moving on up to the east side. We finally got a piece of the pie. Fish don't fry in the kitchen, beans don't burn on the grill. Took a whole lot of trying just to get up that hill. Now we're up in the big leagues, getting our turn at bat. As long as we live, it's you and me, baby. There ain't nothing wrong with that. Oh, yeah, we're moving on up to the east side, to a deluxe apartment in the sky. We're moving on up to the east side. We finally got a piece of the pie. Well, we're moving on up to the east side, to a deluxe apartment in the sky. Moving on up to the east side. We finally got a piece of the pie. Fish don't fry in the kitchen, beans don't burn on the grill. Took a whole lot of trying just to get up that hill. Now we're up in the big leagues, getting our turn at bat. As long as we live, it's you and me, baby. There ain't nothing wrong with that. Oh, yeah, we're moving on up to the east side, to a deluxe apartment in the sky. Moving on up to the east side. We finally got a piece of the pie. E la linea. Grazie Natalia e ben trovata anche te. Sono le 13:03 in questo momento sulle magiche onde di Radio Libertà. Avete ascoltato Moving On Up, che era la sigla dei Jefferson, signore e signori. Well, we're moving on up to the east side,
to a deluxe apartment in the sky. È grandissimo. Io mi sento sempre il marito di Wizzy, come la chiamava lui, il mitico Jefferson, che aveva fatto un sacco di soldi con la lavanderia e nel 75 si era trasferito in questo deluxe apartment in the sky, in questo appartamento di lusso nel cielo, e quindi in un condominio. Tra un po' ne parleremo infatti con Rossella Catania, che è appunto amministratrice di condominio, e vedremo un po' che cosa ci racconterà di questa strana vita diciamo così, in comunità, perché alla fine un condominio crea una comunità ed è la cosa più importante, esattamente un po' come la radio. Alle volte in qualche condominio mettono su anche la radio, poi però capita che per dei gerani innaffiati male succedano dei casini, ma questo è un altro paio di maniche ed è un'altra storia. 340-670-9659 se avete voglia di intervenire attraverso la zappa o il WhatsApp, che dir vogliansi, oppure 0292947222 se avete voglia di intervenire per telefono. Io ho ancora un po' di tempo per prendere le vostre telefonate. L'Italia a quest'ora generalmente o è a tavola o ha finito di mangiare, oppure si prepara a mangiare a secondo degli orari, delle zone orarie, perché in effetti, se ci fate caso, al nord Italia dalle 12 fino più o meno all'1, centro-sud dall'1 e mezza in poi. Siamo un paese che ha questi orari un po' diversi, forse dovuto anche, non lo so, un po' anche al clima, chi lo sa. Comunque sia, e l'Italia è tutta bella quando si siede a tavola, perché grazie a Dio da Sondrio fino a Lampedusa in questo paese non c'è un posto in cui si mangi male. E a proposito, stavo pensando a quel pezzo dell'agenzia ADN Kronos dedicato appunto alla bellezza del Molise, al fatto che il suo fascino abbia attirato gli americani. Venite pure, cari turisti americani, ma la preghiera è una e una sola. Dio vi tenga lontani dall'azzardo di terminare un pranzo o di chiedere durante un pranzo un cappuccino, perché in quel caso vi dovrebbero mettere sul primo aereo e rispedire a casa. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Ciao Michele, ben trovato, dimmi tutto. Bonjour, madame, monsieur, comment ça va? Tutto bene? Un saluto complesso oblige. Ecco, allora, andiamo di punto. Delle tue vacanze estive, sì, ci siamo quasi, mio caro. Poi ci risentiremo a fine settembre, di nuovo con perché no? dei fatti, o no? Come? Okay, vediamo. Vedremo con il nuovo palinsesto. Dunque, il punto di Michele Caruso su Radio Libertà, la Talk Radio. La goccia finale sono state due politiche del PD, Alessandra Moretti e Valeria Campagna, poi è venuto giù tutto come una valanga di fango tra decine di esposti, denunce alla polizia postale e indignazione social in tutto il paese. Così si chiude la storia ultraventennale del sito fica.eu, che ha deciso a poche ore dallo scoppiare della bufera di autocancellarsi e anche forse di autoassolversi, almeno moralmente. Si dicono sempre stati contrari alla violenza, difendono, qualcuno ha tradito lo spirito originale del sito. È il nuovo atto dell'estate in cui l'Italia ha scoperto i forum sessisti sul web, quella in cui centinaia di donne, a partire da Giorgia Meloni e Elise Line, hanno scoperto con raccapriccio che le loro fotografie, spesso pescate dai profili social, venivano pubblicate e commentate con toni tutt'altro che innocenti, senza alcun pudore. Le donne del PD hanno lanciato l'idea di una denuncia collettiva aperta a tutti gli schieramenti, ma evidentemente il gioco di postare foto per poi commentarle volgarmente, senza alcuna vergogna, andava oltre l'idea politica in genere. Anche Roberto Vannacci, vice segretario della Lega, si è ritrovato sul sito annunciato che passerà alle legali. La polizia postale in queste ore è comprensibilmente oberata. Sono giorni che da tutta Italia arrivano segnalazioni di donne che hanno scoperta delle loro fotografie a degli internet. Fica e il gruppo Facebook Mia Moglie, su cui almeno per ora si è concentrata l'opinione pubblica.
donne con un'immagine pubblica, attrici, influencer, politiche, giornaliste, ma anche donne comuni sedute al bar, all'uscita della scuola o in qualche esterno di un locale, oppure un sottogenere che andava per la maggiore in costume al mare. Di lavoro ce n'è tanto, bisogna risalire a chi gestisce le piattaforme, capire come sono state sottratte le foto e poi bisogna identificare gli autori dei commenti sessisti, ribadisco. Dal punto di vista delle parti lese, avvisi nei legali, non sarà facile però ottenere condanne. Pardon, vado a concludere, un jacuzzi è stato mosso dall'avvocata Jessica Valentini, così si chiama, che il reato in cui potrebbero ricorrere i gestori è quello di diffusione di immagini a contenuto sessuale, che prevede pene anche molto gravi come anni di reclusione e sanzioni economiche. Il problema si pone se l'immagine di per sé non è esplicita, il contenuto sessuale, risponde l'avvocata, gli viene dato nel momento in cui sono caricate su quel sito. In ogni caso è complicato ammettere, anche perché dal momento che alcune foto rappresentano il soggetto solo parzialmente, bisogna riconoscersi in quelle immagini con certezza. Insomma, conclude nel maglia del diritto si può perdere e non risulta punibile. Sta di fatto che FICA.eu ha deciso, vistante la pioggia di provvedimenti presumibilmente in arrivo, di cancellare gli archivi e abbassare la tracinetta. Hanno lasciato, per così dire, un cartello con un indirizzo web a cui scrivere per la rimozione dei contenuti e una nota in cui si difendono. FICA è nata come piattaforma di discussione e di condivisione personale, con uno spazio dedicato a chi desiderava certificarsi e condividere i propri contenuti in un ambiente sicuro. Purtroppo, come accade in ogni social network, ci sono sempre persone che usano in modo corretto le piattaforme, danneggiando lo spirito e il senso originario. Concludo veramente, nel comunicato viene specificato anche che sono sempre stati vietati, bloccati e denunciati post con violenza, pedopornografici o di offese nei confronti delle donne, e che il sito anzi ha spesso collaborato con le forze dell'ordine per assicurare la giustizia chi commetteva crimini. Insomma, fisica, pardonna, magari Fica.eu, e chiedo perdono per la volgarità, ma è così che si chiama il sito, è stata una comunità con luci e ombre, ma soprattutto con la volontà di creare uno spazio diverso, così loro dicono. E tu cosa ne pensi, Antonino? Da Michele Caruso, grazie, buona estate, a risentirci a presto. Grazie a te. Allora, io penso molto semplicemente che si sono passati i limiti, che troppa gente è convinta che in fondo stare su internet sia come stare a Topolinia, dove non ci sono regole, dove non c'è niente, dove tanto io sono dietro la tastiera, nessuno mi vede, quindi posso scrivere anonimamente quello che voglio su chiunque, posso offendere chiunque anonimamente, posso concionare di qualsiasi cosa anonimamente e scambiare anonimamente qualsiasi cosa. Ecco, questo casino deve finire, tanto per cominciare. Punto 2, accanto a queste cose che sono gravissime, è interessante notare che non una parola è stata detta invece su Dipreisti, questo gruppo Telegram che è stato denunciato dall'associazione Meter di Don Fortunato Di Noto. Vi ho letto la notizia stamattina su Avvenire, dove si scambiano tranquillamente delle fotografie di minorenni, in questo caso di bambini, dove si fa tranquillamente del vero e proprio abuso online di minori, e niente viene fatto, provvedimenti non vengono presi. Vedete un po' voi in che razza di società siamo finiti. Va bene, perfetto. Adesso però parliamo di condominio, ne parliamo con la nostra Rossella Catania, valente amministratrice di condominio, perché appunto questo è uno dei mestieri più particolari, ma anche probabilmente più carichi di umanità che si possano fare. E allora, Natalia, se siamo pronti, mandiamola pure in onda, andiamo a conoscere chi è davvero l'amministratore di condominio nel mondo di oggi. Vai pure. Edizione di quest'anno di Capitaneria di Porto, con un argomento che se uno pensa a certi film di Paolo Villaggio mettono molto paura. Sto parlando della riunione di condominio, ma soprattutto dell'amministratore di condominio, una figura che in realtà è una figura che svolge un ruolo sociale al quale bisognerebbe solo fare un monumento, vista la santa pazienza che molti di essi hanno. Ecco, una di queste amministratrici di condominio, io ho il piacere di
ritrovarla dopo aver frequentato assieme l'università in una galassia lontana. Pensate, questa donna mi ha visto magro e con i capelli, incredibile. Può testimoniare di avermi visto in queste condizioni. E lei è la dottoressa Rossella Catania, e la dottoressa Rossella Catania amministra una serie di condomini, e in particolare li amministra attraverso la sua ditta. Come si chiama lo studio? E lo studio uninominale, Rossella Catania. Perfetto, eccellente. Allora, Rossella, intanto grazie del tuo tempo e della tua cortesia. La prima domanda: perché uno decide di sottoporsi a un lavoro non facile, ora, al di là di tutte le ironie che si possono fare, ma perché uno decide di sottoporsi a un lavoro difficile in realtà come quello dell'amministratore di condominio e con tante responsabilità, diciamolo pure? Ma la mia non è stata una vera e propria decisione, nel senso che io mi ci sono trovata. Io ho iniziato con la pratica forense, e durante la pratica forense, sai, amici, conoscenti ci sottoponevano magari delle questioni, aveva a che fare con consumatori, diciamo, utenti finali, e quindi piano piano ho iniziato ad analizzare dal punto di vista giuridico, e poi si sottoponevano anche i preventivi, i consuntivi, mi si chiedevano delle revisioni contabili. Io ho un diploma di ragioneria, e quindi ti posso dire che mi ci sono trovata. Mi ci sono trovata anche avviata da una mia zia affettiva, la quale faceva questo lavoro, che mi ha detto: ma vedi, ci sai fare, vedrai che magari ti piace, aiutami. E così ho iniziato. La zia Gianna, che saluto, che è l'artefice di tutto questo. E quindi, diciamo così, ti sei trovata nel vortice della vita del condominio. Senti, ma al di là delle cose difficili di cui parleremo dopo, ti sono successe cose strane, mi sa, o no? Ma cose strane, come tu hai detto prima, noi siamo in prima linea con i rapporti interpersonali, quindi dalla persona anziana che magari ti chiede aiuto per la manutenzione della propria casa, da una persona che si trova in difficoltà perché magari ha perso il lavoro e quindi si apre tutto un capitolo delle morosità e dei rientri a livello contabile o amministrativo, i cosiddetti piani di rientro. Sì, si condivide alla fin fine la vita con le persone, perché da un lato devi ascoltare i loro bisogni e quindi dall'altro devi provvedere, ahimè, in questo vortice in modo più veloce possibile e con meno disagi possibili. Ma tra le cose a cui provvedere, una volta c'è stata una cosa, diciamo, un po' particolare. Credo uno dei tuoi primi interventi come amministratore. Allora, ho fatto una sorta di battesimo del fuoco, perché purtroppo dopo poco tempo che ho iniziato questo lavoro mi sono trovata, tramite la segnalazione di un consigliere, a dover chiamare perché avevo purtroppo un anziano che era venuto a mancare ed era morto in casa, quindi ci siamo trovati a dover gestire questa situazione. Tra l'altro ricordo benissimo che era di domenica mattina, avvisata dal consigliere, la persona purtroppo si era sentita male, quindi sì, lì mi sono trovata spezzata, uno perché ero alle prime armi, due perché gestire comunque questa cosa, sai, in una Milano dove si sente che la gente da sola, succedono queste cose, insomma, purtroppo spiacciono, perché ce ne si accorge dopo qualche giorno. Effettivamente ti posso dire che sì, a me è capitato. Questa cosa me la ricordo abbastanza bene, e perché mi è capitata all'inizio della mia carriera, e perché dal punto di vista umano comunque sia una cosa che ti colpisce, ecco. Senti, ma nei condomini c'è l'umanità ancora? Perché il condominio negli anni 60 ha sostituito in fondo quello che era il paese, la piazza, e ognuno con l'appartamento ha pensato di fare il salto di qualità, di entrare in una nuova dimensione sia di vita che abitativa. Però la domanda è, ci si seppellisce negli appartamenti, oppure il condominio costruisce ancora dei rapporti tra le persone?
Ti posso dire che ancora si ricostruiscono i rapporti tra le persone, anzi, ci sono condomini dove c'è addirittura uno scambio interculturale, cioè ci sono stranieri e le persone, certo molto dipende dalla persona che abita il condominio, se è aperta, se è chiusa, se ha paura, se invece ha remore. E io ti dico che no, se faccio un bilancio dei condomini che amministro, fortunatamente ci sono ancora rapporti interpersonali, ci sono ancora persone che si interessano alle altre persone. Guarda, quando ho iniziato questa carriera c'era sempre quella mia famosa zia di cui ti dicevo prima che mi ripeteva sempre questo proverbio: ricordati che anche la vicina, cioè che anche la regina ha bisogno della sua vicina. È proprio vero. E non c'è cosa più vera, cioè nel senso che il rapporto di prossimità che tu hai è col vicino di casa. Quindi vuoi per rapporto umano, vuoi per necessità. Io devo dirti che nei condomini che amministro c'è ancora questa rete, magari sottile, magari delicata, che cerco di preservare e rafforzare, ma nell'interesse di tutti, perché anch'io abito in un condominio e anch'io sono felice di sorridere al vicino quando chiudo la porta sul pianerottolo. Cioè, penso che sia nel minimo dei rapporti umani questo. Senti, ma visto che siamo alla fine dell'estate, l'estate generalmente non è un periodo facile per chi amministra un condominio, non fosse altro che d'estate magari chi tiene la televisione a troppo volume, chi fa confusione, chi protesta, chi c'è, chi non c'è, chi viene derubato anche, perché è periodo in cui i condomini si svuotano. A te che cosa è successo? No, fortunatamente di furti in condominio no, quest'estate. Sì, qualche atto vandalico, qualche urgenza, perché chissà perché le cose non funzionano giusto quando si va in vacanza, gli scarichi si tappano quando si va in vacanza, cioè c'è sempre quella, diciamo, situazione d'urgenza da gestire. Però devo dire la verità che insomma questa è stata un'estate abbastanza tranquilla, ecco, ma anche le altre passate non ci sono stati grandi scossoni. Fortunatamente non ho condomini di quelli dove, che ne so, c'è qualche delitto, no? Ogni tanto si sente, No, no? per Le carità. telecamere del condominio utilizzate per le immagini da consegnare ai carabinieri, ecco. Cose di Ecco, questo e genere. invece i vandalismi cosa sono stati, se posso chiedere? Ma sai, purtroppo in una Milano vuota non sai mai a che cosa attribuirlo. Può essere una ragazzata, una bravata, un'alzata di gomito, vai a capire che cosa. Ti dico mero vandalismo perché c'è stato solo il gusto di fare qualche danno, ecco. Senti, Purtroppo, cioè. senti, in America, noi che siamo cresciuti guardando tra l'altro i Jefferson, Ah cioè, sì, ecco, ecco, e io mi sto sentendo un pochettino Jefferson marito in questo momento, ma voglio dire, in America ora, al di là delle battute, c'è questa idea di chiedere le referenze di chi viene a vivere in un condominio. In Italia non siamo arrivati a questo, però è altrettanto Fortunatamente. vero è Sempre altrettanto vero che poi contenti. per esempio capitano sorprese, per esempio di inquilini che poi entrano in affitto di un condomino, non pagano più l'affitto, allora il condomino per ripicca non gli paga più il condominio, succedono guai, succedono discorsi, robe varie. Ma secondo te Ma avrebbe senso una cosa del genere, le referenze no, come in America? ti dico sinceramente no, perché comunque il proprietario è sempre responsabile di quelle che sono le spese condominiali, per cui non è che perché l'inquilino non le paga il proprietario si può esonerare. Ragion per cui c'è sempre quell'iter legislativo che si attiva tramite i decreti ingiuntivi, per cui non è proprio così. Eventualmente il proprietario si può trovare a dover anticipare le spese condominiali per conto di una persona che né gli paga l'affitto né gli paga le spese, ecco, questo sì. Però questo è proprio il problema del privato, ecco, col condominio non c'entra, perché come amministratore ti attivi e vai a recuperare le somme, ci mancherebbe. È nell'interesse di tutti, i fornitori vanno pagati. Senti, condomini senza fumo, condomini senza bambini, condomini pet friendly, sono tutte tendenze che arrivano appunto dall'America e così via. Ma in Italia ci sono già condomini di questo genere in cui non vogliono per esempio le coppie coi figli piccoli? Visto che vedo No, dei quello disegni no. dietro di te. Quelli sono i miei nipoti, sì.
che quando vengono in studio si improvvisano anche loro amministratori e quindi poi mi lasciano segni. Ma guarda, io questa esperienza ancora non l'ho avuta, nel senso che non ho avuto condomini che hanno detto, condomini che hanno detto non vogliamo. Anzi, paradossalmente ti dirò, con la legge Brambilla che vietava gli animali in condominio, mi sono trovata invece un regolamento di condominio molto all'avanguardia, di un condominio di solo 12 anni fa, dove alla norma che vietava gli animali era una cosa molto più blanda, cioè ci ha ragionato in quel caso il geometra o l'architetto o l'ingegnere che ha collaborato col costruttore, perché addirittura diceva che gli animali dovevano avere la misuruola nel momento in cui attraversavano le parti comuni. Per cui ti dico, c'è molta attenzione adesso nei regolamenti, per cui queste cose vengono valutate, non certo a questi livelli di non vietare o che cosa, però tieni presente che il regolamento è fatto per evitare future discussioni, quindi più il costruttore o comunque chi costituisce il condominio è attento a queste cose, meno situazioni si trovano da dover gestire poi. Quindi tutto quel discorso che ti posso dire sugli animali, su chi ha i giardini al piano terra, quindi la gestione eventualmente dell'animale, le piscine, quelle semovibili che adesso vanno molto di moda, il verde che non deve diventare foresta, non deve invadere. Vedo che i costruttori in questo sono molto attenti e magari molte volte chiedono all'amministratore prima di chiudere un regolamento di condominio. Questo fa sì che interagendo e lavorando congiuntamente magari certe problematiche riusciamo a prevenirle alla fonte, anziché discuterle poi. Senti, ma l'amministratore... Dimmi. No, dico, questo mi pare molto bello da parte di chi i condomini inizia a venderli e non solo, diciamo, a costruirli, ecco. Ecco, appunto, l'era dei palazzinari, diciamo che è passata da un po', si spera. No, devo dire la verità, adesso ci sono sempre più professionisti che si affacciano nel ma meno male, ecco, perché si è capito che non si poteva dare in pasto così i problemi alle persone, perché poi andremo solo ad intasare quelli che sono i tribunali, già mi pare abbastanza presi con le cose ordinarie. Ecco. Senti, ma l'amministratore di condominio, no? Quello che anticamente nel codice civile, correggimi se sbaglio, si chiamava capofabbricato. Signor, vero, sì, nel linguaggio in orbace del 1942, il capofabbricato. Sì, ecco, è vero. L'amministratore di condominio oggi che figura è? Cioè è una figura che comunque rappresenta una guida per quella comunità che si crea nel condominio? O è soltanto in fondo una figura notarile che si fa viva una volta al mese e dice guardate, si sono fulminate le lampade, ci sono 20 euro di bolletta da pagare tutti quanti, o al massimo conduce qualche riunione nel corso della quale delle liti più che altro esplodono anziché esserci l'idea di un dialogo tra le persone? Cioè che sostanzialmente che qualità ci vogliono per fare l'amministratore di condominio? Allora, il rapporto, cioè l'attività professionale è molto cambiata da quel capofabbricato che tu dicevi. Già solo con la riforma del 2012 l'amministratore di condominio poteva essere fatto prima con chi aveva la licenza alimentare, adesso ci vuole il diploma. Quindi diciamo il legislatore è stato molto attento a inserire una figura più professionale. Considera che adesso abbiamo gli obblighi formativi noi come amministratori, che c'è il DM 140, quindi l'obbligo di formazione continua professionale. Io personalmente sono iscritta all'ANACI, che è una delle Associazione Nazionale Amministratori di Condomini Italiani, che è una delle più antiche sulla piazza del settore immobiliare, e da noi addirittura ci sono proprio corsi di formazione continui. Tra l'altro ne avremo uno molto importante il 10 di ottobre, un evento a livello nazionale che organizza la NACI di Milano. Se vuoi poi ci rivediamo e ti dico che cosa facciamo. E quindi la figura ha rivestito quella professionalità che prima non aveva. Non so quanto sia riconosciuto o meno dai condoni, ma comunque tieni presente che io mi trovo a fare questo mestiere, come ben sai, con una laurea. Mi sono comunque fatta un corso di un anno tramite la NACI, perché ovviamente tutto
tutto ciò che potevo sapere a livello legislativo mi mancava a livello di impiantistica, di conoscenza vera e propria di come funziona il condominio. E quindi no, si è persa questo discorso del caposcala, è una figura un po' più professionale. Io cerco di essere un punto di riferimento nei miei condomini, poi sai, bisogna sentire i condomini che cosa dicono. No, non è più quello che si fa sentire una volta ogni tanto, è diventato più la persona con la quale ci si interfaccia quando c'è un problema, per capire poi se questo problema è privato o prettamente condominiale, quindi cercare un attimino insieme di intervenire e di ragionare su quale può essere la soluzione. Poi basta una semplice pioggia e qui qualcosa si allaga, per cui adesso in questo momento col caldo che fa è imminente un temporalone. No, qui sta già piovendo, quindi... ecco, no, qui a Cinisella ancora no, quindi io so già che domani mattina sicuramente qualcuno mi chiama per infiltrazioni e problemi vari, perché questo tempo matto che è cambiato e che è diverso ha un impatto sicuramente diverso sui palazzi e sulle costruzioni che invece hanno una data e unità ormai. Ecco, ma quindi, se qui... Dimmi. No, dimmi, ci mancherebbe. Se arriva un ragazzino o una ragazzina di 18-20 anni che ha il suo bravo diploma di ragioniere in tasca, per esempio, per rifarmi a parte del tuo percorso di vita, viene a te e dice: dottoressa, senta, io vorrei fare l'amministratore di condominio, il consiglio da dove partire qual è? Ma il consiglio è quello di acquisire comunque una scolastica specifica, quindi di iscriversi a un'associazione e di seguire un corso di formazione. Io so addirittura che ci sono università, l'ha fatto la Nicola Cusano mi pare un paio di anni fa, che propongono una laurea breve in questo, non so se poi è stata rinnovata. Però assolutamente uno specifico ci vuole, non ci si può più improvvisare, non basta più la buona volontà, ci vuole una conoscenza e poi questa conoscenza ovviamente va messa alla prova sul campo con la gestione. Ma ben venga, perché i giovani sono il ricambio in ogni professione, quindi è una professione molto versatile. Ci troviamo a dover sapere di tante cose, dal lato fiscale, dal lato amministrativo, dal lato tecnico, e quindi ti dico, non è facile per il tanto che bisogna sapere, ecco, questo sì. Senti, 30 anni fa io ricordo nel mio condominio si passò da avere il capo condomino che veniva scelto tra appunto i vari condomini all'amministrazione giudiziaria. E io ricordo che quando venne nominato l'amministratore appunto dal tribunale, la cosa venne vissuta quasi come una sconfitta. Un amministratore giudiziario arriva in un condominio dove magari fino a qualche giorno prima, fino a qualche tempo prima, si è andati tutti da mare d'accordo, si è scelto il capocondomino, magari ha gestito anche saggiamente. E da dove riparte poi quando arriva calato da fuori, magari per un decreto del tribunale? Allora, a me non è mai capitato l'amministratore giudiziario, ci sono delle liste che ci si iscrive volontariamente, già la situazione di partenza non è idilliaca, perché come evidenzi tu c'è un conflitto, una conflittualità tra i condomini, non si trova un punto di incontro e quindi si chiede a un terzo di mettersi d'accordo e la decisione del terzo scontenta sempre tutti, anziché trovare un accordo il terzo si scontenta. Quindi penso che sia difficile, bisogna ripartire da zero e bisogna iniziare a cucire quella rete di rapporti che in questo caso è inesistente ed è una bella sfida. So che ci sono tanti colleghi che lo fanno, che sono bravi in questo e che si sono fatti la loro esperienza per situazioni, diciamo così, particolari, ci mancherebbe. Ma al di là del bagaglio, insomma, di formazione, l'impiantistica e così via, il bagaglio umano dell'amministratore di condominio qual è? Ma il bagaglio umano è quello che acquisisce ogni volta e che si porta con sé nel momento in cui si rapporta ogni volta con una singola persona. Cioè noi abbiamo a che fare con persone, non con numeri. E viva Dio, no? Quindi sì, certo. Io posso leggere il nome di un condomino, nome e cognome, importo da pagare, però personalmente lo ritengo sempre una persona con la quale interagire, ragionare
sono consapevole di gestire una cosa altrui e sulla quale devo rendere conto, e perciò mi taro su queste esigenze, su questo modo di fare. Si spera sempre, cioè, che l'altro nei tuoi confronti abbia la stessa cortesia ed educazione, ecco, tutto lì. Sai, si ha a che fare con tanti tipi di persone, tante persone, perché non siamo tutti uguali, veniamo da contesti diversi, da culture diverse, quindi insomma l'amministratore di condominio deve un po' cercare di essere il jolly della situazione, no? Quindi cercare di relazionarsi, capire e soddisfare l'esigenza. Permettimi, soddisfare l'esigenza è intesa come rispondere a un bisogno. E perché questa funzione sociale sì, è ancora molto forte. Ecco, allora a maggior ragione mi avvio verso la conclusione con questa penultima domanda. Ma la sera, no? Quando ti levi le pantofole e ti infili nel letto, al termine di una giornata, la soddisfazione di fare sto lavoro dov'è? In quei 5 minuti in cui restiamo soli con noi stessi prima di prendere sonno? La soddisfazione è nell'aver risolto tutta una serie di problemi che sembravano un po' più complicati, un po' più facili, nell'aver, non so, lasciato una persona tranquilla di stare in casa propria, di non avere più l'acqua in casa, di avere i suoi impianti funzionanti, insomma. La soddisfazione è questo, cioè da quello so che il mio lavoro in quella giornata è stato compiuto. Poi c'è tutta una lista di cose da fare per l'indomani, vabbè, ma di quella poi una volta ogni giorno si spuntano per priorità, insomma, le cose da fare. Ecco. Allora chiudiamo con quella che Gianni Minà diceva fosse la domanda del bravo intervistatore. Io non lo sono, ma la pongo lo stesso. Che cosa farai domani? Domani nell'immediato lo studio è ancora chiuso e quindi ecco. ho ancora tanti. E domani inizierò a prendere in mano la lista che mi sono costruita in questo mese e piano piano inizierò a spuntare tutto partendo dalle priorità e dalle necessità più immediate alle cose che possono aspettare anche 2 o 3 giorni, una settimana, insomma sempre per andare ad azzerare e a finire quello che ritengo siano i miei compiti. Direi che abbiamo chiuso la stagione in bellezza. Grazie. Grazie a te, Nino. Alla prossima, arrivederci. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Io da casa subito ti chiamo, rispondimi presto, rispondi ti amo. Balliamo, sei bella ti lasci guardare, con te non c'è niente da fare, nascosta dai lunghi capelli, tu balli ma i gesti son quelli, bambina ti voglio, ti sento, ti muovi, mi sfuggi, mi arrendo, gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più. Profumo di fiori di tiglio, fa caldo ma qui si sta meglio. La sabbia è più bianca stasera, ma dimmi che sei proprio vera. Gelato
Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Rimani così, che dolce sei tu, non chiedo di più. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, sono innamorato di un gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Gelato al cioccolato, dolce un po' salato, tu gelato al cioccolato. Un bacio al cioccolato, io te l'ho rubato, tu gelato al cioccolato. Antonino, a te la linea. Sì, vabbè, ora qualcuno vorrebbe che io ricordassi che Malgioglio era andato, aveva avuto l'avventura e poi aveva fatto la canzone. Vabbè, io ho l'innocenza dell'Italia del luglio 1979, quando questo disco è arrivato nei jukebox di tutto il paese, per cui Gelata al cioccolato, cantata da Pupo, eccolo qua, Enzo Ghinazzi, il mitico Enzo Ghinazzi, e scusate, sono le 13:39 minuti e 32 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà, e ringrazio la nostra Natalia per avermi proiettato di nuovo qui alle vostre orecchie, ai vostri occhi. Perché apriamo il mercatello e tra poco vi faremo vedere alcuni ricordi che io vado a descrivere già subito. C'era un tempo, perché di che cosa possiamo parlare per chiudere il mercatello in bellezza dopo questo viaggio nel nostro passato, nel corso di quest'estate? I gelati confezionati. C'erano una volta i gelati confezionati, ma prima di passare a parlare di quelli c'è una chiamata. Pronto, chi è là? Sì, ciao Antonino e saluto anche Natalia. Volevo salutarti, visto che probabilmente è l'ultimo giorno. Io premetto che ascolto la radio da molto prima che tu ne facessi parte, e devo ringraziarti per quello che tu stai facendo come, direi con una parola, una pedagogia, non mi viene altro modo, di ascoltatori di questa radio decennale, ma di cui tu ne sei. Devo farti veramente complimenti e ringraziarti, soprattutto per due motivi: uno per quello che è accaduto stamattina a proposito del conflitto ucraino a Mosca, e poi qualche giorno fa a proposito di colui che ha dato per notizia una sciocchezza, una cosa a chiappaclic che è diventata per lui una notizia, e quindi hai fatto molto bene a specificare e fare pedagogia. Tutto questo perché tutto questo finisco col dire che c'è uno slogan nella radio che dice: Radio Libertà ascolta la gente e parla come la gente. Ecco, grazie a te questa radio non parla come la gente, ma parla possibilmente con altre voci anche diverse, e di questo te ne ringrazio. Non è colpa tua, ma posso dirti che appunto dopo decenni di una conduzione di questa radio in modo assolutamente inqualificabile del precedente direttore, dei precedenti direttori, invece purtroppo devi fare i conti con questi ascoltatori, e di cui tu comunque stai facendo una pedagogia di cui te ne ringrazio. No, io ti ringrazio, per carità, tutto quello che vuoi, ma permettimi di non essere d'accordo, perché io sono qua
perché mi ha chiamato Giulio Cainarca in questa radio. Io sono un prodotto di Giulio Cainarca che mi leggeva su Italia Oggi la mattina nella rassegna stampa, mandò una mail alla redazione romana di Italia Oggi, che peraltro io in 20 anni che scrivo su quel giornale ci avrò avuto a che fare sì e no 3 volte, forse anche meno, e la terza fu questa, chiedendo di volermi conoscere. Per cui io non credo affatto che questa radio sia stata gestita in maniera inqualificabile, vi prego. Magari c'è stato qualcuno che può essere stato... Scusami, io non sono qui per mettermi a fare una disquisizione sul passato della radio. Io ti ringrazio di questo. Ecco, però ti volevo dire questo. Non accetto il fatto che si dica sei arrivato tu, prima faceva tutto schifo. Questo no, perché io posso solo ringraziare di essere qui insieme a colleghi altrettanto, se non molto più preparati e capaci di me, i quali ognuno e ciascuno di loro mi hanno insegnato qualcosa e nemmeno lo sanno che me l'hanno insegnato. Per cui, tanto per cominciare, ringrazio. Secondo, ognuno conduce col suo stile e naturalmente conducendo col suo stile c'è chi gli piace uno stile più spregiudicato, c'è chi gli piace il mio, c'è chi invece gli sta ampiamente sul cavolo e non si perita di scrivermelo, anzi c'è gente che mi ha scritto pure di tutto, per cui a maggior ragione, per favore, io credo che questa radio abbia una sua credibilità che va ben al di là del sottoscritto, perché io sono proprio il nulla sottovuoto spinto arrivato per ultimissimo, ma oltre a questo questa radio è stata fatta da altri seri e preparati professionisti che ogni giorno hanno fatto il loro meglio per fare informazione dal loro punto di vista e avevano tutto il diritto e aggiungerei anche il dovere di farlo. Poi c'è chi gli piace quello che faccio io, c'è chi gli fa schifo, ma è così, è nell'ambito delle varie abitudini umane, è un po' come l'ombelico, ciascuno c'ha il suo. Comunque grazie al tuo tempo e grazie alla tua telefonata. Poi io non sono qua per fare pedagogia, io faccio semplicemente il giornalista e ogni tanto se qualcuno va sopra le righe cerco di ricordare quali sono le regole, quantomeno nei miei programmi, polemiche sulle idee, mai sulle persone, e per quanto possibile cerco di fare informazione. Effettivamente l'amico che aveva chiamato l'altro giorno era finito vittima dell'ennesimo sito sparapalle e allora gli ho spiegato dov'era la differenza tra una palla e una notizia quantomeno verificata, perché se io vi dico una fregnaccia passo i guai, invece il sito sparapalle scrive quello che vuole e non succede niente. Abbiamo una telefonata, pronto, chi è là? Buongiorno, mi chiamo Piera, è la prima volta che chiamo in questa radio perché l'ho scoperto poco tempo fa. Grazie, la voglio ringraziare di cuore perché lei mi ha dato un sostegno, un giorno che parlava delle alfa e parlava delle fotografie. Mio marito è stato un grande fotografo a livello mondiale, ma non era per hobby, lo faceva. E lei parlava di questa macchina che lui l'ha voluto vendere prima di morire, peccato, e delle fotografie. In quel momento dopo lei ha messo una canzone che mi ha ridato la gioia di quando c'era mio marito, ragione per cui oggi ho detto devo chiamare questo gentil signore a ringraziarlo di cuore. Di cosa Signora, lei scusi, come si chiamava suo marito? Rocca Faust, con la T finale, ne ha 3 alla Biblioteca Nazionale di Parigi, è stato presidente del Circolo Fotografico Milanese, è morto un po' di anni fa e ne ha un po' dappertutto dalle sue fotografie e mi piacerebbe parlare con lei di queste foto. Signora, mi guardi, farebbe faccia tanto così. piacere. Faccia così, ci Veramente. mandi un messaggio con i suoi contatti. Io vabbè, oggi vado in ferie, però poi dopo il 22 di settembre avremo modo di ritrovarci. E grazie comunque, a lei del suo tempo. Comunque la volevo ringraziare di cuore, veramente, Ma si figuri, signora. perché è una persona, lei, veramente squisita, preparata, colta, da terra. E al livello parla col alto e parla col basso. La ringrazio di cuore. Grazie a lei. Grazie a lei. Io i 200 euro comunque sono sotto il lavandino in bagno perché insomma a me imbarazzano queste telefonate, però vi ringrazio insomma
del vostro tempo. Abbiamo un'altra telefonata, pronto, chi è là? Pronto, Antonino, buongiorno. Buondì. Caro Antonino, posso dire, la ringrazio appunto di tutto quello che ha fatto e che sta facendo, e mi permetto la confidenza dal momento che così si fa con chi invitiamo sempre a casa nostra, no? Prego. Volevo dirle anche un'altra cosa. E poi sono una nonna di 82 anni, sì. Ecco, e quindi mi fa impazzire la sua meravigliosa risata da bambino. Mi fa impazzire veramente. Proprio. E vorrei chiederle l'ultima cosa di oggi. Ho sentito dire della lettura dei Promessi Sposi. Sì. Quando andrebbe in onda? Signora, questo non lo so, perché non so se la metteranno ancora in palinsesto, però se lei ha un nipote che sa manovrare il computer, gli dica che sul canale YouTube della radio può trovare Cainarca registrato che legge appunto i Promessi Sposi, se li mette sul telefonino, si mette davanti al computer e lo può ascoltare tranquillamente. Certo, la ringrazio molto. Grazie ancora. Grazie a lei. Grazie, mi raccomando, buongiorno. è stato Cainarca a leggere i Promessi Sposi e la storia Sì, della perché colonna mi era infame, piaciuto se no non lo tantissimo, mi trovate. piacerebbe ancora sentire, ecco. Benissimo, su YouTube nel canale della radio, Radio Libertà, trova tutto. Grazie mille, grazie e buone vacanze. Buongiorno. Grazie, buone vacanze a lei. Comunque lo dico per l'amico che ha chiamato prima, quello del passato della radio prima di me. Vi voglio raccontare una cosa. Io ho cominciato a fare la radio in realtà più di 10 anni fa, no, quasi 15 anni fa, perché 15 anni fa venni contattato da una radio cattolica che ora non esiste più, di una diocesi molto grossa nel nord Italia. E allora, Radio Cattolica, tenete presente questo. E allora io scrivevo i copioni, perché era un ciclo di programmi di interviste a personaggi del mondo cattolico. Arrivato a 30 puntate, ho detto: scusate, ma perché non vado io a sto punto davanti al microfono? Sapete qual è stata la risposta? Radio Cattolica, signori. No, non ci vai, perché con l'accento che hai i nostri ascoltatori sono anziani e si spaventerebbero. Da dov'è che trasmetto io oggi? Ricordatemelo un attimo. Questo per dire quando si ragiona per stereotipi. Quando si ragiona per stereotipi succedono queste cose. Tutto qui. Per cui non mi pare affatto che questa radio sia stata brutta, sporca e cattiva e dopo si è ripulita perché sono venuto io. Assolutamente no. Decisamente no. Bene, allora, che ora si è fatta? Alle 13, 50 minuti e 28 secondi. Io vi stavo parlando dei gelati confezionati. Ma voi ve lo ricordate l'odore che fa il frigorifero quando s'apre e tu infili la testa dentro e vedi che ci sono tutti i cartoni aperti dei gelati confezionati? Ecco, fuori dai bar, lo ricorderete tutti, dagli anni 60 in poi, ecco, la nostra bravissima Natalia le sta proiettando tutte assieme, c'erano queste tabelline di metallo dove c'erano le fotografie ufficiali non solo dei gelati ma anche e soprattutto delle torte gelato, signori, perché d'estate quando si voleva andare e fare figura da qualche parte si portava la torta gelato che faceva molto. Io mi ricordo una volta ne comprammo una che era un blocco di ghiaccio e ci invitarono a pranzo in riva al mare. Al momento di tirarla fuori sta cosa era ancora un blocco di ghiaccio. C'era la macchina di famiglia, noi avevamo un Opel Omega di colore blu, senza l'aria condizionata, 2003 diesel. Che Dio possa avere pietà della mia anima e di tutte le sudate che ci ho fatto dentro d'estate. Ho imparato a guidare con quella macchina, non con un Alfa Romeo. Ebbene sì, la mia prima volta al volante non è stata con un Alfa Romeo. Vabbè. Morale della favola, insomma, mio papà l'aveva parcheggiata sotto un albero di fichi, però sporgeva col capiente baule, in pieno sole. Io ho preso sta cosa, sto blocco di ghiaccio, ho detto: scusa un attimo, mi dai le chiavi della macchina? Sì, te qua.
Vado, apro il cofano, metto dentro la torta, chiudo, 5 minuti di orologio, la torta era pronta per il consumo. Ma a parte questo, appunto, c'erano queste bellissime tabelle di metallo che facevano anche quel rumore metallico quando il vento ogni tanto s'alzava qualche refolo durante l'estate, e tu potevi vedere i vari prezzi e i tipi di gelati. Poi sai, tante volte tu chiedevi voglio questo, non ce l'ho, voglio quest'altro, non ce l'ho, e poi capitava che magari il nome del tipico gelato diventava quasi sinonimo, per esempio il cornetto. A me è capitato più volte di sentire in paesi o in bar dove non c'era l'Algida, ma c'era un altro marchio, qualcuno che entrava e diceva voglio un cornetto. E allora quello rispondeva no, il cornetto non ce l'ho, però ti posso dare questo che ci assomiglia. La particolarità qual era? Che i prezzi erano stampati sulla palina di metallo, solo che poi col tempo i baristi gradualmente ci mettevano sopra lo spot, come si dice, il post-it attacca e stacca, e ci scrivevano il prezzo modificato. I gelati ovviamente vivevano la loro stagione d'oro da giugno fino a metà settembre. Con ottobre rinfrescava, gradualmente il suo contenitore di gelati confezionati, il frigo, si svuotava e o veniva chiuso, quindi lo staccavano, lo spurgavano, sbrinava e restava coperto da un panno fino a quando non sarebbe giunto maggio-giugno, che avrebbero caricato i nuovi gelati, oppure restava qualche rimasuglio, e capitava che poi durante l'inverno, per esempio, certi giorni a mio nonno Carmelo, buonanima, veniva la voglia della bomboniera dell'Algida. Ve la ricordate la bomboniera? La bomboniera erano queste piccole praline di gelato che erano grandi quanto una moneta da 2 euro, un po' spesse, tutte di cioccolato, dentro solo fior di latte, lo stesso fior di latte del cornetto Algida, per capirci. E allora ogni tanto capitava che magari si era tutti davanti al caminetto dopo mangiate, io dicevo nonno andiamo a fare un giretto. Allora lui si alzava, prendevamo la macchina della scuola guida, perché lui poi andato in pensione si mise a fare l'istruttore di scuola guida con l'amico Onofrio, l'autoscuola Ipponio di Sant'Onofrio. Li voglio salutare Paolo De Fina, amico che ha preso il posto di suo papà Onofrio. E con questa 127 Seat, che era a 4 porte, mi ricordo, bianca, scendevamo giù da Melo, dal cugino Melo al bar Stop, che ora non esiste più. Mio nonno comprava la bomboniera, la scatola da 10, tornavamo a casa e in pieno novembre o ai primi di dicembre faceva effetto davanti al caminetto mangiare quella cosa lì. Eppure era quel momento, io lo ricordo come un momento di felicità e lo ricordo con affetto. E poi, siccome io sono sempre stato un grandissimo scassacacchi, siccome la 127 aveva i doppi pedali, io mi sedevo al posto del passeggero, che era anche il posto dell'istruttore, e avevo imparato che c'erano 2 pedali. Uno, se lo premeva mio nonno, non succedeva niente, ed era la frizione. L'altro era quello più interessante, perché era il pedale del freno. E allora io aspettavo che lui arrivasse proprio davanti casa, e nell'attimo in cui lui si accingeva a premere il pedale del freno per frenare la macchina, ovviamente lui arrivava pianissimo, in quell'attimo io allungavo il pedale e frenavo. E la bomboniera entrava in casa condita, diciamo così, da una serie di osservazioni sulla mia imprudenza. E con questo io chiudo qui la nostra capitaneria di porto. Ciao nonno, t'abbraccio ovunque tu sia, abbraccio tutti voi che mi avete accompagnato in questo giro. Natalia, grazie. Ci rivediamo il 22 di settembre alle 18 con Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Stavolta il pedale del freno lo devo premere io qui
su questa 127 che non ha i doppi comandi. E che dire di più, insomma, ora chiudiamo il gas, la luce, mettiamo le tende sopra i mobili, chiudiamo la capitaneria di porto e serenamente ci si dà appuntamento al prossimo agosto con questo programma e con voi al 22 di settembre con Zoom dalle 18:05 trattabili, il drive time in mezzo ai fatti. E salutiamoci con la colonna sonora di quest'estate direttamente dagli anni 70 con le sue raccolte, e ci siamo capiti, Fausto Papetti, l'immenso Fausto Papetti, grandissimo sassofonista, Arrivederci del 1971. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna e che Dio vi benedica.